Buonasera, ben trovati al telegiornale del Veneto. 2 vittime di lavoro in 2 giorni nell'area industriale di Marghera. È iniziato nei peggiori dei modi l'anno, in triste continuità col 2021 che aveva fatto registrare un più 22% rispetto al 2020, anno segnato però dall'arrivo del Covid. Il servizio di apertura di Davide Calimani. Francesco Gallo, 49 anni, di Nervesa della Battaglia, è morto dopo essere caduto da un'impalcatura mentre faceva lavori di manutenzione agli impianti all'interno di Ecoprogetto a Fusina. Luciano Crepaldi, 50 anni, è deceduto dopo una decina di giorni di ospedale dopo essere stato colpito da uno scavatore all'interno della Pilkington a Marghera. Sono 10 anni che sostanzialmente non cambiano i numeri degli infortuni mortali sul lavoro. E quest'anno, nel 2021 rispetto al 2020, soprattutto in Veneto, abbiamo avuto un incremento pari al 22%. Va valorizzato il ruolo dei rappresentanti per la sicurezza nei luoghi di lavoro, così come sta avvenendo sempre più spesso anche all'interno degli accordi aziendali con la definizione di incontri per i quasi infortuni. Serve prevenire, non serve solo piangere i morti. 4 morti al giorno in media in Italia sono insostenibili, motivo per cui anche il mondo imprenditoriale cerca soluzioni urgenti. Noi dobbiamo avviare un processo culturale di cambiamento importante, perché non ci si può limitare soltanto a capire le responsabilità. Quando muore qualcuno dobbiamo chiederci se abbiamo fatto di tutto per evitare che questo accada. E purtroppo no, perciò dobbiamo insistere sulla formazione, sulla cultura, sulla capacità di insegnare ai nostri collaboratori di avere una percezione del rischio.